Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13. Oggi avete visto dalla sigla siamo in Veste Salute. Buon venerdì e vi ricordo subito il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Come vedete nel titolo siamo in compagnia dell'US 5 Polesana, parleremo dell'infarto, cercheremo di capire come prevenirlo, quali sono le cure, ma non solo, insomma, parleremo anche un po' di patologie cardiache, aspettiamo le vostre telefonate, se avete voglia siamo qui a disposizione in compagnia con... Ben ritrovato, il direttore sanitario dell'US 5 Polesana, Edgardo Contato. Buongiorno. E abbiamo il piacere di avere in studio con noi il dottor Paolo Cardaioli, direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale, perché bisogna spiegarlo, interventistica cardiovascolare dell'US 5 Polesana. Benvenuto. Buongiorno a voi. Eccoci qui. Parliamo di cuore, poi sentiamo notizie, no? Anche oggi questo ragazzo che è entrato in campo di 29 anni che poi è morto sul colpo e si sente sempre parlare di questo infarto ed è una malattia che ci fa paura. Vi ricordo solo che le malattie cardiovascolari in Italia rappresentano il 30% delle morti, ma tra queste l'11% è deputato, insomma, la causa è proprio l'infarto. Dovremmo anche sfatare poi il mito nel corso della trasmissione che gli uomini sono colpiti più delle donne e comunque nel complesso in Italia si stima che ogni anno ci siano 140.000 persone circa colpite e di queste 25.000 persone purtroppo muoiono prima di arrivare in ospedale. Abbiamo fatto questo quadro perché poi veniamo sempre colpiti, no, da questi infarti di questi giovani sportivi, dei ragazzi, una ragazza è morta ieri, un ragazzo mentre andava a farsi la partita con gli amici e qui bisogna sempre attrezzarsi, informare e cercare di instillare nella popolazione la conoscenza del proprio corpo, ma soprattutto anche dei sintomi, direttore. Sì, è una patologia, i dati danno la dimensione del fenomeno, è una patologia diffusa, è una patologia che spesso assume dei connotati di notevole drammaticità perché, come ricordava lei, è un qualche cosa che arriva all'improvviso, nel momento meno aspettato e che anche colpisce delle fasce di età che una volta si pensava all'infarto come una patologia dell'adulto o dell'anziano, ma sempre di più ci sono anche per la conoscenza, per i progressi fatti nei livelli di diagnosi, anche oggi si vede una diffusione di questa patologia anche nei giovani. Gli stili di vita sicuramente non aiutano e ritorniamo sempre al solito discorso che affrontiamo in questa trasmissione, sì la cura ma anche la prevenzione e quindi nella prevenzione ci stanno gli stili di vita, ci sta la capacità di ascoltare il proprio corpo, gestire la propria vita in termini di stress, di lavoro, di movimento. E questo fa salute e quando si complicano le cose interviene anche il dottor Cardaioli. Insomma, ovviamente poi voi come USL siete impegnati soprattutto anche nel spiegare, divulgare, informare la popolazione che diventa molto importante. Mi faceva piacere che lei appunto prima ha detto si pensava che fosse una cosa per gli anziani, l'anziano. C'è il problema anche delle donne perché è un grosso problema emergente. Ne abbiamo parlato anche in un'altra trasmissione. A volte la donna la sottovaluta il problema perché spesso si identifica la patologia cardiaca, in particolare l'infarto, come una patologia maschile e la donna tendenzialmente sottovaluta i sintomi. Il dolore al braccio, il dolore retrosternale, il dolore allo stomaco, tende a resistere, forse per la natura intrinseca di voi donne. Il problema delle donne è proprio questo, molto spesso rimandano il momento, l'atto della cura perché hanno molti impegni, esatto. Si sentono ovviamente più diciamo responsabili. Che in questo caso c'è una medicina di genere che va un attimino ritarata, ecco. Ribilanciata. Allora 049 4906 054, se siete a casa, avete delle domande, volete saperne di più, vi siete sottoposti ad un piccolo intervento, avete messo uno stent piuttosto che altro, siamo qua a disposizione, avete degli esami che vi sembrano un po' sballati, siete preoccupati, ci sono i nostri esperti. Dottor Paolo Cardaioli, senta, come abbiamo sentito l'infarto quando ti viene non è che ti dia tanta
tanta possibilità di aspettare, raccontavano che in caso di infarto ogni minuto conta e 120 minuti si diceva sono troppi. Per ogni ritardo di 10 minuti 3 morti in più su 100 pazienti. Meno male che poi c'è lei, arriva lei sì. E quindi insomma, si mette all'attivo. Il problema è anche identificare i sintomi, che cos'è l'infarto, perché magari noi diciamo ho mangiato troppo, ho un po' di congestione, magari invece un dolore allo stomaco viene scambiato, invece è un infarto in corso. Sì, Ci dica che cos'è i sintomi, che così... Prima dei sintomi una precisazione un po' semantica, nel senso che con infarto per esempio si includono tante volte in maniera impropria anche le morti improvvise. Lei parlava prima del giovane sportivo che muore sul campo. Non si tratta in quei casi di infarto ma di morte improvvisa che ha una causa diversa e quindi anche una terapia diversa, quindi vanno distinte. L'infarto può causare la morte improvvisa è molto frequente nell'infarto, soprattutto nelle prime ore, e causa il decesso del 30% degli infarti prima che riescano ad arrivare in ospedale. Però la morte improvvisa può essere causata anche da altre patologie cardiache, congenite magari alla congenite oppure acquisite, per cui ecco, l'infarto ha una specificità diversa. L'infarto è causato nella stragrande maggioranza dei casi dall'interruzione del flusso di sangue in una coronaria. Ecco, possiamo fare vedere il primo filmato. Eccoci, allora, qui come siamo? Sì, lì vediamo appunto un cuore, vediamo che ci sono dei vasi che irrorano il cuore, cioè lo nutrono, e quando succede l'infarto c'è uno di questi vasi che si chiude improvvisamente. Il cuore ovviamente va in sofferenza, se non riceve sangue in un tempo relativamente breve, quella zona muore. Quindi al posto del muscolo che garantisce la contrattilità del cuore e quindi il flusso sanguigno a tutto il corpo, si forma una cicatrice e quindi il muscolo perde parte della sua funzionalità. Va incontro alla necrosi, cioè va incontro alla morte, come sì. L'ossigeno non arriva al cervello e prima fa e meglio è. Esatto, il cervello è ancora più delicato del cuore, per il cervello dopo 10 minuti di anossia già si ha la morte delle cellule cerebrali, diciamo che il cuore è un pochino più resistente, quindi abbiamo un po' più di tempo per intervenire. Allora io la interrompo perché c'è una telefonata, allora, sapete che il telespettatore Antenne 3 è sacro, 049 4906 054, pronto, buongiorno, buon venerdì. Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora. Buongiorno, io chiamo da Bassano del Grappa. Ho un fratello che ha 81 anni e ha la frequenza a 40. Volevo sapere, si può stare tranquilli o bisogna andare a pronto soccorso? Ma signora scusi, non ha patologie suo fratello o ha patologie cardiache? Beh, patologie cardiache dovute all'età, sì, ha avuto anche, gli hanno fatto il famoso padroncino, eccetera. Però è sotto controllo del medico. Siccome il suo medico per esempio oggi in questa settimana è in ferie, lui è da ieri che ha la frequenza cardiaca più bassa. A 40. Il dottore scusi, vuole chiedere qualcosa alla signora? Aspetti signora. No, diciamo che se è un paziente che ha già avuto un intervento di angioplastica, verosimilmente assume dei farmaci che si chiamano beta bloccanti che rallentano la frequenza cardiaca. Quindi è normale che la frequenza cardiaca sia più bassa in chi assume questi farmaci. Si deve preoccupare la signora di andare a diciamo che 40 battiti è un po' poco, quindi eventualmente va ridosato il farmaco che eventualmente abbassa la frequenza cardiaca. Se invece non assume questi farmaci, allora è sicuramente patologica, perché in una persona anziana una frequenza così bassa, mentre nel giovane può essere segno di, diciamo, iperallenamento. L'avrebbe voluta Coppi, Bartali, no? Esatto, nella persona anziana questa è patologica e diciamo che bisognerebbe indagare se ha dei disturbi, tipo giramenti di testa. No, neanche si rende conto. Ok, allora signora, visto che si avvicina il weekend uno ha anche un po' di angoscia perché poi non c'è il medico, monitori e casomai insomma... Sì, ecco, in assenza di sintomi non è una situazione particolarmente preoccupante. Ecco, grazie signore, auguri per suo fratello. 049 4906 054, allora stavamo vedendo, dottore, sì, abbiamo questa visto immagine, cosa succede a un certo Possiamo punto? vedere il filmato successivo di una risonanza magnetica. Ecco, quindi insomma, abbiamo visto prima, succede che qualcosa ha ristretto... Ha ristretto, ha chiuso completamente, perché se è solo stretta dà un tipo di sintomatologia che si chiama angina pectoris e non causa in genere danni. Ecco, qui vediamo due cuori, a sinistra un cuore normale, quindi vediamo la camera... E alla destra di chi sta guardando, ecco, siamo invertiti, perché siamo invertiti, in cui c'è una contrattilità normale della camera più grande che è il ventricolo sinistro, che è quello che spinge appunto il sangue all'esterno del cuore. A destra invece vediamo nella parte alta dello schermo una zona che non si contrae, che anzi tende a estroflettere, e quella è una zona infartuata.
cioè una zona del cuore che ha subito questo danno, è necrotica e quindi non funziona più. Il resto del cuore cerca di compensare. Ovviamente l'infarto può avere varie dimensioni, può essere molto piccolo e non causare nessun problema di tipo emodinamico, però può essere anche molto esteso, compromettere una gran parte del cuore e in questo caso ovviamente anche il benessere del paziente è molto compromesso. E poi il dolore c'è? No, io parlo della situazione del post-infarto. Post-infarto, però voglio dire, prima di arrivare a quella situazione là sicuramente... Prima di arrivare a quella situazione c'è... Ecco, famosa mano. Allora, vediamo magari di come Vediamo come di rispondere a un'altra realizza... telefonata, dottore Cari, perché siamo in diretta. 049 4906 054. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Senta, io ho 70 anni, ho fatto un infarto nel 2002, ho avuto uno stent e poi nel 2003 ho fatto 3 bypass. Attualmente io faccio circa 50 km alla settimana a piedi alla media di 6 km orari. Volevo chiedere, è troppo poco? Come mi devo comportare? Fa 50 km alla settimana a piedi per allenarsi? No, così, per mantenermi, perché ho la glicemia che sta un po' salendo, diciamo. Allora, stiamo un attimo in linea. Dottore, ha bisogno di chiedere qualcosa? Ma allora diciamo che l'attività fisica, tra virgolette, aerobica, quindi il camminare, il nuotare, l'andare in bicicletta non in salita, è sempre benefica per il cuore. Quindi anche se uno ha avuto un infarto, anche se uno ha l'angina pectoris, cioè una situazione di ischemia, comunque l'attività fisica fa bene. Poi è importante sapere che tipo di infarto ho avuto e quale danno ha fatto, quello che dicevo prima, cioè c'è l'infarto piccolo, l'infarto grande e cambia ovviamente anche il modo in cui il paziente poi deve comportarsi. Però, signore... C'è un parametro che viene misurato con l'ecocardiogramma che è la frazione di eiezione, che è il parametro di funzionalità del cuore nel post-infarto o in altre situazioni. Quindi questo signore, lei che è a casa dovrebbe avere questo parametro in uno degli esami. Dovrebbe avere fatto l'ecocardiogramma perché tutti i pazienti cardiopatici lo fanno e con quel parametro lì si riesce un pochino a inquadrare anche dal punto di vista clinico il paziente. Sta bene, signore che è a casa, lei a farsi i suoi chilometri a camminare? Come? Sta bene comunque, cioè nella sua attività? Mamma mia! Allora continui così. Un'altra cosa importante... Faccio il controllo annuale e il cardiologo mi dice di proseguire. E dà il bollino e dice vada avanti. Per capire se poteva essere pericoloso troppo allenamento, diciamo, troppo camminare. No, poi un altro esame importante è la prova da sforzo. La prova da sforzo viene fatta col cicloergometro oppure con il tapis roulant, viene fatta monitorati e con un medico che valuta tutte le reazioni del fisico allo sforzo. Quindi sulla base di quell'esame, del risultato di quell'esame, anche poi il cardiologo dà le indicazioni su quella che è la Quindi, se non capisco male, lei che è a casa viene monitorato, viene controllato, io dico ne faccia anche 52 se sta bene, mica se camminare. Il cardiologo ha dato l'ok, evidentemente... Se le ha messo il bollino, lei è a posto. Grazie per averci chiamato sì, camminiamo perché insomma ci fa anche tanto bene. 049 4906 054, lei ci ha fatto vedere quali sono poi le complicanze post-infarto per un cuore che cerca in qualche modo di accomodarsi, perché la macchina umana, il corpo è meravigliosa, cerca sempre di accomodarsi, no? Sì. Come quando muoiono le cellule in testa, dico, le altre si allenano un po' di più, anche il cuore si modifica. I sintomi dell'infarto, ma brevemente per chi è a casa. Allora, i sintomi dell'infarto, purtroppo nel 40% dei casi l'infarto è asintomatico, quindi un 40% di persone fa un infarto senza accorgersi e questo è un grosso limite. In quelli che hanno l'infarto i sintomi sono molto variabili. Classicamente il dolore al petto irradiato alle braccia, irradiato alla mandibola o alla schiena, però in tanti casi c'è il dolore allo stomaco, anche quello spesso irradiato al petto, che viene scambiato spesso per male di stomaco, oppure anche solo il dolore alle braccia. Diciamo che di solito questi sintomi sono accompagnati da una sintomatologia neurovegetativa tipo nausea, vomito, sensazione di svenimento e nei casi più gravi senso di morte imminente. Tutti questi sintomi devono ovviamente, soprattutto nei pazienti ad alto rischio, far partire un campanello d'allarme. Ecco, ci tengo a dire ad alto rischio perché ovviamente un certo tipo di sintomatologia assume un certo rilievo in un tipo di paziente e meno in un altro. In un ragazzino di 15 anni questa sintomatologia insomma, è abbastanza aspecifica. In una persona che ha tanti fattori di rischio coronarico assume un rilievo diverso. Quindi è importante stabilire proprio il profilo di rischio.
del singolo paziente. E magari, dottore, dico, mi preoccuperei un po' di più se andassi tutti i giorni a mangiare fast food, già quello potrebbe essere... Il fast food non è il fattore di rischio più grande. Se mangio tanti grassi, il fumo, insomma bisogna anche capire cosa facciamo noi, perché il nostro cuore c'è, ma se poi dentro ci buttiamo a benzina cattiva, prima o poi insomma, paghiamo le conseguenze. Noi andiamo in pubblicità. 049 49 06 054, qui ci sono i nostri ospiti, i nostri esperti, sono a disposizione per rispondere alle vostre domande. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054. E il cuore è importante, tra l'altro mi sembra, no, che il 29 settembre sia stata la giornata mondiale del cuore e quando stiamo a parlare di cuore ovviamente le persone magari devono fare un po' più attenzione. Facevamo prima una battuta sul fatto del cibo, il mangiare bene, il mettere all'interno sostanze che non vadano ad incrostare, che poi ci vuole tipo un anticalcare per andare insomma a far scorrere. Fate finta che il sangue sia all'interno di un'autostrada, altrimenti si crea l'ingorgo e stai fermo, non è mai bene stare fermo in colonna. Senta, voi avete questa unità operativa semplice dipartimentale e che quindi fa parte di una serie di equipe multidisciplinari che voi avete messo in piedi, ovviamente. Ci vuole impegno? Sì, ci vuole impegno, ci vuole competenza, soprattutto ne abbiamo parlato più volte, bisogna riuscire a combinare quelli che sono i livelli tecnologici con i livelli di competenza. Noi a Rovigo abbiamo la fortuna di avere degli ottimi livelli di competenza, ci stiamo attrezzando anche bene per quanto riguarda le attrezzature, le tecnologie. L'equipe è un'equipe collaudata, ci sono dei bravissimi medici, la Regione ci ha fino adesso sostenuto anche con le attrezzature, stiamo facendo anche delle nuove acquisizioni con delle tecnologie avanzate, andremo ad acquisire degli angiografi di ultima generazione che offrono delle enormi potenzialità e quindi mettono in condizioni gli operatori di esprimere al massimo le loro potenzialità, che sottolineo sono estremamente importanti. Il dottor Cardaioli guida un'equipe di medici che garantiscono 24 ore su 24 l'intervento più rapido possibile, appunto per le questioni che si dicevano prima, cioè prima si arriva e più quantità di cellule cardiache si salvano e meno esiti cicatriziali sul cuore rimangono, e perciò tutti i giorni, 365 giorni all'anno, tutte le ore, questi medici sono lì pronti a dare il loro contributo, a mettere a disposizione la loro competenza affinché i cittadini del nostro territorio possano avere un servizio veramente importante. Avete capito quindi l'impegno, ogni tanto però vanno anche in ferie, perché sennò poveretti, vero? Sì, siamo in 4, quindi riusciamo a... No, mandatemeli anche un po' in ferie, sennò poi diventano pallidi. Ma ci vanno. Lo fate. Prendo la telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Alfredo Battano. Senta una cosa, io ho 66 anni e nel 2016 sono stato operato 3 volte, prima per la solarizzazione delle coronarie e poi per il controllo degli stenti che erano stati inseriti. Ora io volevo sapere una cosa, dal punto di vista, a parte la dieta, il contratto che si deve fare, volevo sapere, è più conveniente dal punto di vista dell'attività fisica muoversi camminando oppure facendo la bicicletta oppure la bicicletta? Quindi lei dice: che tipo di attività fisica posso fare per la mia sicurezza? Lei ha 66 anni, è stato operato 3 volte nel 2016, giusto? Una prima volta un intervento importante e poi il successivo controllo stent. Allora, grazie, ascolti la risposta del medico attraverso la televisione e riagganci, così magari se qualcuno vuole chiamare 049 49 06 054. Cioè, tutti questi uomini che vogliono muoversi, fa piacere, vuol dire che passa anche il messaggio. Sì, come dicevo prima, l'attività fisica ideale per il cardiopatico è l'attività aerobica, quindi va bene la bicicletta, va altrettanto bene il camminare, va altrettanto bene il nuotare. Sconsigliabili sono attività tipo partita di tennis, tipo calcetto, in cui c'è anche una componente agonistica che può far superare i limiti di quelli che sono
diciamo, consentiti in un paziente che ha avuto problematiche di quel tipo. Io direi che poi nel paziente cardiopatico sarebbe utile munirsi del frequenzimetro, cioè di quei dispositivi che misurano la frequenza, in modo da mantenere la frequenza cardiaca al massimo intorno ai 120 battiti al minuto. Vabbè, ed evitare questi sbalzi improvvisi. Esatto, questa attività in cui c'è, come la pallina esplosiva. che parte, chiaramente anche il cuore dice, ragazzo, cosa stai facendo? Allora lei continui a fare quello che fa, seguito com'è, con gli esami che ha, con quella frequenza, indicatori che diceva prima, che si ottengono in due modi, giusto? Sotto sforzo e poi con l'altro e con esame. l'ecocardiogramma. Sì. Telefonata da casa, siamo qui. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno ai signori cardiologi, al direttore e anche alla signora. Sì, io volevo dire, oltre a una buona camminata al giorno per prevenire l'infarto, l'assunzione di un vino rosso, alcol, così, si può bere un bicchiere 2 al giorno perché dicono che è antiossidante, o lo dicono solo i venditori di vino perché si vende a vino, cioè gli antiossidanti si possono trovare anche in altri alimenti. Perché io è da un po' di tempo che non bevo più alcol, bevo solo birra analcolica e faccio delle buone camminate, ma non sono ancora insicuro se l'alcol faccia bene o no. Ecco, grazie. Grazie. E giustamente, poi una regione produttrice di vino come con il nostro Vinitaly dice, effettivamente, dottori, si sente dire ogni tanto, ha rivoluzionato un bicchiere di vino al giorno non fa male. Cioè, diamo anche delle notizie forse giuste, scorrette. No, diciamo che l'alcol è un tossico, quindi ad alte dosi comunque è dannoso al fegato come è dannoso al cuore. Un consumo modesto non fa danni perché è modesto il consumo, non perché la sostanza in sé non sia dannosa. Quindi diciamo che un consumo modesto è consentito, un consumo importante direi di no. Mezzo bicchiere al giorno? Mezzo bicchiere al giorno può andare bene. Può andare considerando che anche la birra è alcol, quindi se va sommato dice poi... che è analcolica però la sua. Ah, vabbè, allora. Ha detto analcolica, no, perché ha detto togliamo subito il peccato, dal signore ha detto sì, perché se al mezzo bicchiere di vino si aggiunge 2 bicchieri di birra e magari una grappa... però devi bere la birra analcolica perché è rimasto il dubbio di aver tralasciato, meglio rosso che bianco sempre. Sì, diciamo che sì, in linea teorica sì, poi non ci sono dei dati così... Ecco, diciamo che è su altre cose che si fa la prevenzione, non su questo. Questo è importante. Allora, proprio mi riaggancio a questa telefonata perché questo signore si poneva la domanda sulla questione del vino. Ma cos'è che mi causa l'ingorgo di questa mia autostrada che porta al cuore? Sì, allora magari mettiamo la diapositiva, quella della placca. Ecco. A sinistra che è a destra o sono invertiti? Guardi, vai le guarda, non si preoccupi. Comunque vabbè, si vede un vaso normale in cui c'è il normale flusso del sangue. Invece l'altro è un vaso in cui c'è una malattia della parete. La malattia della parete si chiama placca aterosclerotica, è un processo cronico che si realizza nel tempo, causato dal deposito di grasso all'interno della parete del vaso. Questo induce poi tutta una reazione in parte infiammatoria, in parte di proliferazione di cellule, che gonfia la parete e per cui riduce il flusso del sangue. In determinate situazioni questa placca si ulcera, e quando si ulcera determina una coagulazione, un'aggregazione di piastrine. Cosa vuol dire si ulcera? Vuol dire che la superficie fibrosa della placca si forma un'ulcera vera e propria, si interrompe, per cui scopre la parte interna, quindi la parte lipidica, e questa parte lipidica attiva l'aggregazione delle piastrine, che sono delle cellule nel sangue che servono a coagulare in parte il sangue. Per cui si forma un coagulo di piastrine che occlude acutamente il vaso. Quindi l'infarto è causato proprio da questo coagulo piastrinico che chiude il vaso improvvisamente. Per quello che l'aspirinetta, che è un antipiastrinico, ha questo ruolo così importante nella prevenzione dell'infarto, proprio perché riduce il rischio che le piastrine si aggreghino in queste placche malate. Che è importante. Tra le cause, quando uno va a spulciare, a cercare di capire, c'è trombosi, aterosclerosi. Sì, l'aterosclerosi è il primum movens, la trombosi è il momento appunto... quello che abbiamo visto, che ci ha mandato. Visto, quindi. Sì. Quindi abbiamo capito che ci è arrivato questo infarto, l'abbiamo sentito prima dai sintomi, oppure sappiamo che abbiamo già un cuore insomma, che un po' è birichino, e quindi
cosa succede? Dobbiamo arrivare all'emergenza. Nell'emergenza speriamo di trovare lei o altri colleghi. Intanto come diciamo lei. questo, Cosa succede? quando il paziente sente i sintomi dell'infarto, pensa di avere un infarto perché magari è già un ex infartuato, un cardiopatico, eccetera, la prima cosa da fare è contattare il 118. Una cosa abbastanza sbagliata è quella di, col dubbio di avere un infarto, di andare di propria iniziativa in macchina al pronto soccorso. Perché questo può essere pericoloso per sé e per gli altri. Noi sappiamo che nelle prime ore dell'infarto c'è la massima incidenza di morte improvvisa, quindi di aritmie maligne, quindi se uno è alla guida e ha un arresto cardiaco ovviamente per sé non c'è speranza, ma anche per gli altri può essere un pericolo. Quindi chiamare il 118, il 118 è attrezzato per arrivare, per eseguire un elettrocardiogramma a casa del paziente e per inviare l'elettrocardiogramma al medico di guardia della cardiologia. Il medico di guardia interpreta il tracciato ed è in grado di stabilire nella maggior parte dei casi se c'è un infarto in atto. Se c'è un infarto in atto, il paziente viene trasportato in ospedale, nel frattempo il medico di guardia attiva l'emodinamica, cioè noi, che nel giro di mezz'ora siamo operativi per intervenire sull'infarto. Avete capito, la rete di medici che si mette in Sì, c'è tutto un sistema moto, organizzato, certo, fatto proprio per ridurre al massimo i tempi e quindi per evitare quei ritardi che causano l'estensione dell'infarto. la prassi multidisciplinare e standardizzata che applicate anche voi all'US. Quando dicevamo di competenze e di messa in rete delle competenze significa questo, cioè mettere tutto quello che è possibile a disposizione del cittadino affinché in un problema specifico, in questo caso un problema cardiaco importante, il sistema funzioni rapidamente e in maniera efficace per poter dare la risposta migliore possibile. Direi che nella nostra provincia questo sistema collaudato funziona molto bene e le risposte che stiamo dando all'utenza sono, oltre che competenti, molto efficienti e veloci. Pratiche. Questi tempi vengono misurati secondo delle regole date sia dalla Regione che anche dal Ministero della Salute e noi direi che siamo sostanzialmente abbondantemente nei limiti. Bene, questo ci fa piacere. Allora, sentiamo chi ci sta chiamando da casa. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, una signora finalmente, tutti uomini. Buongiorno signora. Buongiorno, sta parlando con me? Sì? Sono qua al telefono, sì. Ci dica. Perché? Buongiorno, ho passato il televisore perché faceva un po' di casino. Buongiorno ai dottori, perché sono anch'io cugina di tanti dottori. Ed ecco. Niente, volevo chiedere, siccome a causa sono stata operata da cataratta, mi sente? Sì, lei è stata operata ad una cataratta. Sì, insomma avevo una disgrazia ma grande per una cataratta. Ho sofferto 13 mesi, ma mi aveva preso i dolori forti anche al cuore. Sì, 13 mesi fa addirittura, e nella provincia di Padova sono stata operata. Il sinistro tutto bene, non ho da lamentarmi, ma il destro ancora adesso ce ne avrò per un anno. Ma lei quindi dopo la cataratta, scusi, un angelo custode mi ha salvato. Signora, ma lei dopo la cataratta ha avuto male al cuore? Come mai che io ho disturbi al cuore, non bevo dalla nascita, non fumo mai, non so neanche. Sì, è stata operata. Ha qualche domanda? Sì, no, avevo anche prima perché mi avevano riscontrato 2 soffi al cuore, ma con quei dolori che ho passato 13 mesi, che ho dormito sulla sedia, ditemi voi cosa potevo fare? Una sofferenza atroce. Allora signora, intanto le dico una cosa, le dà la risposta il nostro dottore, però lei deve abbassare il televisore, proprio il suo elettrodomestico, se no c'è il ritorno. Questa signora ha 2 soffi al cuore, c'è opera di cataratta, parte un male infernale, come mai? Non lo so, bisognerebbe capire bene che tipo di problemi al cuore ha, è un po' vaga diciamo come descrizione. Ci dovrebbe essere... ancora, sì, aspetti, va bene? Sì. Che problemi ha al cuore? Quindi ha 2 soffi, signora, e poi? Sento dolori, ma non fa dolori, mi ha detto l'infarto, è vero? Perché io sento dolori del seno, un po', no a metà, un po' più altino, dopo il centro in mezzo, mi viene tante volte anche forticino. Do colpa al stomaco perché ho l'ernia ietale, e ora dico, tutti mi dicono, è malernia.
non dipende dall'infarto che ti viene qua. Adesso ho paura sentendo il dottore che parlava, che ha detto tante volte pensano che sia il stomaco qua, e invece è il cuore. Allora signora, senta, le faccio dare una risposta dal nostro medico. Signora, le faccio dare una risposta dal nostro medico, subito una risposta rapida, Breve, perché sì. devo andare in pubblicità. Magari io andrei a fare una visitina 2 esami. Ecco, sì, diciamo che è necessaria una valutazione del cardiologo, perché dolori al petto, allo stomaco sono causati da 100.000 motivi, quindi per riuscire a stabilire se c'entra qualcosa anche il cuore bisogna che ci sia una valutazione di uno specialista. Quindi ci può essere stata una Quindi coincidenza, l'intervento? Può essere causata da altre cose, non dal cuore, i suoi disturbi possono essere causati da 1000 Quindi motivi. la signora deve fare una visita cardiologica? Se vuole avere una diagnosi, sì, direi di sì. Allora, signora, intanto sia tranquilla perché abbiamo sentita Sì. bene, si faccia una visita cardiologica e così capisce magari se è lo stomaco, se è il cuore, ma con l'occhio lei non ha esperienza di cataratta. Ma che l'occhio, no, che crei problemi al cuore, direi di no. No, però lo chiederemo anche all'altro esperto che abbiamo dottor Caretti. Al dottor Caretti. Ecco, questo siamo a posto. Allora, signora, intanto si faccia una visita e così sta sicura e sta serena soprattutto. Andiamo in pubblicità, 049 4906 054, a dopo. Sempre. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, insomma un po' sorridiamo perché ci siamo detti un goccetto di vino allunga anche un po' la vita, si fa anche compagnia perché alle volte anche siamo anche, no, la convivialità passa anche attraverso le nostre piccole tradizioni e abitudini, senza esagerare. Prendiamo la telefonata da casa, pronto? Buongiorno. Io sono Adriana. Buongiorno signora Adriana. Buongiorno cara. Io leggo le conclusioni di quello che mi hanno scritto i medici, perché sennò ne faccio un tema. Origine anomala delle coronarie epicardiche di sinistra, in comune con l'origine della coronaria destra a livello del seno coronarico destro. Lieve ateromasia diffusa in assenza di lesioni angiograficamente significative. Lieve eteromasia diffusa in assenza di lesioni, avevo già letto, ventricolo sinistro non dilatato senza grossolani difetti di cinetica regionale e con frazione di elezione conservata, che io non capisco niente. Guardi, siamo in due signora Adriana, però è lei che... allora, il medico ha capito quello che ho letto. sì, io credo che per il dottore qui, per il dottore Tardaioli sia una prassi. Allora, intanto signora Adriana, stiamo un secondo al telefono. Sta Sì. bene o sta male signora Intanto Adriana? possiamo dire che può stare No, tranquilla. sto bene io. Sta bene, è bene. Sì, poi ha un'anomalia genetica di un'origine, diciamo, anomala della coronaria, una cosa che non è frequentissima, che si ha più o meno in un caso su 100, che di per sé potrebbe non creare alcun problema. C'è un inizio di malattia delle arterie e quindi in questo caso, diciamo, dove è iniziale, è sufficiente fare una buona prevenzione in modo tale che non peggiori. Quindi signora Adriana, lei sta bene, ha una malformazione congenita Sì. che ce l'ha... Arteria illusoria, no, lo dico, io sono tutta una persona particolare, ho 73 anni ma comunque sto bene, andai via in bicicletta. Ecco, Vi continua. ringrazio. Grazie, signora Adriana, intanto c'è anche una condizione genetica che insomma non è facile da Ma sono recuperare, rare, sì, però però le non- persone ci continui ad andare in sono. bicicletta, sta bene, faccia la sua vita che è sana. Abbiamo visto che cosa è successo, quante situazioni si sono attivate, a un certo punto tocca a lei, prima o poi qualcuno deve fare il suo mestiere. Cosa succede? Beh, vediamo un filmato. Allora, quando c'è la coronaria chiusa, quello che noi facciamo, andiamo a riaprirla in sostanza. E il metodo più efficace per riaprirla è il metodo meccanico, cioè noi andiamo con delle guide per ripristinare il flusso di sangue, andiamo con dei palloni all'interno della coronaria per dilatare e infine andiamo a mettere queste protesi metalliche che si chiamano stent che tengono la coronaria aperta. Tutto questo lo facciamo nella sala angiografica. La sala angiografica è una specie di sala operatoria fornita di un'apparecchiatura radiogena
che ci consente di poter intervenire all'interno del circolo sanguigno. Da dove entrate? Perché poi le persone dicono entrate dall'inguine, entrate dal diciamo una volta si entrava dall'inguine, ecco, dall'arteria femorale, che è un'arteria molto grossa e molto facile. Adesso vediamo il filmato, adesso noi invece la stragrande maggioranza degli interventi li facciamo dall'arteria radiale, che è l'arteria del polso, che offre dei grossi vantaggi soprattutto per il paziente in termini anche di comodità. Qui vediamo che pungiamo l'arteria, una volta che è presa infiliamo una guidina metallica e sulla guidina metallica poi facciamo passare una cannula che si chiama introduttore. Questo introduttore consente poi di fare transitare all'interno del vaso tutti i nostri dispositivi. Questo è l'introduttore, una volta infilato noi abbiamo una via di accesso arteriosa. Sull'introduttore facciamo passare una guida e poi sulla guida noi facciamo scorrere i cateteri con i quali arriviamo a incannulare selettivamente la coronaria. Ovviamente il team è anche coordinato, no? Perché ci vuole anche la diagnostica per immagine e quindi... Esatto, c'è un tecnico di radiologia che cura la parte delle immagini e ci sono 2 infermieri, uno che aiuta al tavolo il medico e un altro che passa il materiale che eventualmente che viene richiesto o che interviene in caso che ci siano delle complicanze, perché durante la procedura possono anche avvenire delle complicanze. Allora, possiamo vedere anche il filmato successivo. Lo fermiamo, il filmato successivo, porti pazienza alla telefonata da casa, perché magari qualcuno si è riconosciuto, nel senso che gli ha messo magari uno stent, 1 o 2, perché poi non è detto, cioè, magari certo, se ne mette di più, abbiamo sentito. quelli che servono. E anche il signore che l'ha chiamato prima ha detto ho fatto un intervento di revisione, perché bisogna anche controllarli, no? Di rivalutazione. Rivalutazione. Sì. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Senti, volevo chiedere ai dottori, io soffro di fibrillazione atriale, sono in cura, vorrei sapere se è pericoloso per l'infarto, perché io prendo già i farmaci, sono in cura. Volevo sapere in che cosa consiste questa fibrillazione atriale. E lei ha anche il Parkinson, scusi? No. Allora, fibrillazione atriale è pericolosa? Allora, la fibrillazione atriale signora. È un'aritmia molto frequente che aumenta di incidenza con l'età. Quindi diciamo che al di sopra degli 80 anni un 20% di persone normali è in fibrillazione atriale, quindi è una cosa molto frequente e diciamo che per il cuore in genere non presenta dei grossi problemi. È un grosso rischio per il cervello, perché la fibrillazione atriale è un rischio di ictus, in quanto che quando l'atrio è fibrillante, perché parliamo appunto dell'atrio, questa camera si ferma, non si contrae più e all'interno di questa camera si possono formare dei coaguli. Questi coaguli possono andare in circolo e spesso arrivano al cervello. Diciamo che la causa principale della emiplegia, dell'ictus, è proprio causato da questo. E quindi in questi casi è molto importante fare una terapia anticoagulante. Anticoagulante non è antiaggregante, quindi non è l'aspirinetta di cui abbiamo parlato prima, è il Coumadin o i nuovi anticoagulanti orali che presentano dei grossi vantaggi sul Coumadin e che adesso sono ampiamente utilizzati. No, uno di questi farmaci, non mi posso fare troppo il nome. I nomi commerciali. No. Guardi pazienza, va un po' così. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi e quelli che sono in ascolto. Sentendo il dottore prima che parlava appunto di sintomi che sono a livello di neurovegetativo, il dolore al cuore, il dolore alle mandibole, la nausea, vertigini, un senso di mancamento, quando poi si è andati dal medico, il medico ha detto test da sforzo e l'ecocardio che tutto sommato vanno bene. Però perché non si va, se questi sintomi sono neurovegetativi, che comunque non è un bel vivere con questi malesseri, malori, ed è veramente difficile portare avanti una vita così. Perché non si va a vedere quale connessione c'è e non si manda e poi si parla assieme con altri, non so, il neurologo, eccetera, eccetera? Perché se così non fosse, che c'è questo trascurare, diciamo così, la prevenzione o la sintomatologia, non ci sarebbero così tanti infarti, vuol dire che in maniera logica, non certo da esperta che non sono, ma in maniera logica si trascura troppo, ci si sofferma troppo sul dato,
Certo, la forza va bene, il cardio va bene. Quindi lei, signora, sta dicendo che ogni medico è settoriale, lavora per conto suo. Indagare un po' di più. Allora, signora, io prendo la sua telefonata anche come spunto, quindi lei dice ogni medico lavora per conto suo, no, e quindi non si mette in connessione poi con la globalità del paziente, quello che c'è il buon medico, l'internista, no? Sì. Ecco, questo è un problema, forse è un problema della medicina moderna, nel senso che ognuno si concentra e si focalizza troppo sulle sue cose e trascura poi la globalità del paziente. Le diamo una risposta dopo la pubblicità, noi ritorniamo 049 4906 054, a dopo. Sito. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 4906 054. Come vedete questa trasmissione è proprio di servizio. Pronto? Buongiorno signora o signore, non lo so. Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Buongiorno, e anche ai dottori. Niente, io volevo chiedere se mi possono dare un consiglio. Ogni quanto si deve fare l'ecodoppler alle carotidi? Siccome che l'ho fatta 5 anni fa e non so, adesso si chiedere di valutare, perché prendo delle pastiglie per l'ipertensione e prendo anche la cardioaspirina. Niente, io volevo fare appunto questa domanda, ogni quanto si può fare i controlli? Grazie signora Nadia. Allora, signora Nadia, un secondo che abbiamo una telefonata di risposta. Allora, la signora dice, ci manca l'approccio diciamo olistico con il paziente, manca chi fa il trade union, chi tira le... No, non è che manca, ce l'abbiamo il trade union, il medico di medicina generale, la persona che fa sintesi di quello che è lo stato di salute del proprio assistito è proprio il medico di medicina generale. Ed è lì che il cittadino in prima battuta si deve rivolgere, e anche dopo che ha contattato lo specialista si deve rivolgere proprio per fare sintesi dei vari problemi. Nel rapporto di fiducia è il medico di fiducia, il medico di famiglia, il medico di medicina generale, è la persona, è il professionista con il quale il cittadino che ha dei problemi di salute, spesso anche succede che non ha problemi di salute ma ha altri problemi, anche questa funzione sociale che in alcune condizioni assume il medico di medicina generale, è colui che deve, conoscendo la storia di salute e di vita del paziente, deve mettere insieme i vari tasselli per ricomporre appunto lo stato di salute della persona e darne una valutazione complessiva. A volte i sintomi coprono altre problematiche che lo specialista, con quel contatto a volte sporadico che ha, molto professionale ma sporadico e orientato, non può affrontare. Ecco che allora lì la medicina del territorio, il medico di medicina generale ha la possibilità di entrare anche nei meandri della vita della persona che lo conosce. La cosa importante, dottore, che l'Italia si sta approcciando e segue quel metodo israeliano, è l'informatizzazione del paziente, cioè tutti presenti nome e cognome in qualunque posto, ti si apre proprio il ventaglio e tutti i cassettini delle tue è quello che sta facendo anche la Regione Veneto col fascicolo sanitario, ecco. E ogni cittadino, ogni medico, in particolare il cittadino, ha la possibilità di entrare nel proprio fascicolo e conoscere quello che sono le proprie condizioni e condividerlo con il sanitario che ritiene più opportuno e che in particolare con il medico di medicina generale. Anche sugli accessi al pronto soccorso, questo sarà molto utile anche nei casi di maltrattamento dei minori o di donne, perché anche quello diventerà importante, perché a tutt'oggi non c'è molta comunicazione. È assolutamente utile, perché hai la possibilità di valutare complessivamente quello che è la storia sanitaria di una persona. Ecco, e allora
rapida perché ho una telefonata. Stoico Doppler, l'ha fatto 5 anni fa, prende la pastiglia per l'ipertensione, la signora Nadia di Treviso dice ogni quanto devo farlo, l'ha fatto 5 anni fa? Sì, dipende dal risultato che le hanno dato 5 anni fa. Se 5 anni fa le hanno detto che c'era già una patologia aterosclerotica in corso, conviene farlo con una certa frequenza, diciamo una volta all'anno. Se invece gli avevano dato un eco perfetto, direi che ogni 5-6 anni è sufficiente. Allora, signora Nadia, se non era perfetto, una volta all'anno, se invece le hanno detto stia tranquilla, ogni 4-5 anni, sì, va bene. Pronto, buongiorno. Deve abbassare il televisore, se no Marte, Terra, Luna, facciamo un ritorno. Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, ha abbassato? Bene. No. Pronto, ci dica tutto. Ok, buongiorno. Io volevo chiedere ai dottori, perché ho avuto una dissezione coronarica. No. È lei? Sì. Senta, deve abbassare il televisore, se no non riusciamo a comunicare, se no ci ascolta con un ritorno. Ah, ok. Allora, io ho avuto una dissezione coronarica nel 2017 con un infarto lieve. E qua. No, non ci capiamo. Ok, bene. Allora ho abbassato. Brava. Sì, no. Allora, ci faccia la domanda, signora. Va bene. Io ho avuto una dissezione coronarica nel 2017 e ho avuto un intervento veloce e quindi non ho avuto molto danno al cuore, un infarto lieve voglio dire. Adesso però ho diverse extrasistole. Questo è un esito di quello che ho avuto oppure è un'altra cosa? Ha bisogno di fare qualche domanda o ha ben chiaro? No, direi di no. Allora, grazie signora, riagganci il dottor Paolo Cardaioli, direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale interventistica cardiovascolare dello Cinque Bresana, le dà la risposta. Allora, diciamo che le extrasistoli le hanno un po' tutti. Ovviamente quando uno ha avuto un problema cardiologico dà più peso a queste cose, quindi è possibile anche che lei le abbia sempre avute e che adesso semplicemente le noti di più. È opportuno eseguire un holter, che è una registrazione dell'elettrocardiogramma di 24 ore, per valutare se oltre alle extrasistoli ci sono delle aritmie più importanti. Quindi direi che va fatto questo esame qui. Comunque se lei ha avuto un danno del cuore molto modesto, dal punto di vista prognostico queste aritmie non hanno un gran peso, avrebbero molto più peso se avesse avuto un grande infarto. Si faccia controllare, si tenga sotto controllo. Comunque stavo osservando che ci hanno chiamato metà uomini e metà donne, quindi proprio è un problema diffuso per tutti. Avrei una telefonata, volevo un po' parlare di questa angioplastica, perché lei con queste mani si fanno i miracoli in tempo reale e ne parliamo dopo la telefonata, però vi ricordo che ogni anno ci sono circa 30.000 interventi di angioplastica primaria effettuati in Italia che hanno consentito di ridurre negli ultimi 50 anni la mortalità per infarto del miocardio e con la diffusione dell'angioplastica il calo della mortalità si attesta, a seconda poi della regione, della casistica, tra il 3 e il 5%, cioè voglio dire è un progresso pazzesco. Prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno anche a lei, buongiorno. Sì. Posso fare un po' di... Parli, ci dica tutto. Niente, sono Aldo da Venezia e vorrei raccontare un po' la mia storia. Però ce la racconta come se facesse finta che stiamo finendo la trasmissione. Veloce. Ho capito. Partiamo a 20 anni, vado soldato giù in Piemonte, adesso non mi ricordo perché ho 85 anni. Attenta. Dunque, Aldo da Venezia, le ho telefonato anche tempo fa e l'ho fatta ridere, non importa. Faccio una pleure, faccio 65 giorni all'ospedale, non importa, questa è un'altra cosa. Dopo 10 anni faccio un blocco renale, va bene? Faccio un mese senza urinare. Io vengo passato da... noale,
Milano, mi mandano a Padova perché non sapevano cosa fare, pregavano e soltanto. E allora cosa faccio? E niente, vado avanti e era scritto spacciato. Non importa, dopo un mese o il signore, non so chi, però mi dica cosa vuole chiedere al medico. Altri 10 anni faccio una epatite. Signora da Venezia, senta, io sono in chiusura di trasmissione, mi dica cosa vuole chiedere al nostro medico. Cosa vuole chiedere al nostro medico? Ha problemi al cuore? Niente, il famoso cuore, comincio col cuore. Pronto? Sì. Che patologia ha il cuore? Perché sono in chiusura, che patologia ha? Dunque, la patologia è stata che ha incominciato con un intervento, diciamo, con una cosa che mettono per allargare una volta, la seconda volta, la terza volta hanno fatto un intervento, 3 bypass, va bene? Ok. E adesso io lavoro, ho 85 anni e devo lavorare, mi piace e sto bene anche se... Quindi insomma lei vuole sapere se può continuare a lavorare, a star bene, a star tranquillo, nonostante un passato... così, anche per sentirmi un po'... Allora, signor, guardi, io devo chiudere, però io ho capito il suo messaggio. Questo signore ha avuto un passato travagliatissimo e quindi dice adesso tutti questi bypass, voglio continuare a lavorare, a fare la mia vita. Risposta, dottore? Sicuramente continuare. La faccia continuare. Non abbiamo tempo per vedere il secondo video, giusto? Non ce l'abbiamo proprio. No, me lo manda Francesco, grazie, meraviglioso. Cos'è? Questa è una coronaria incannulata e chiusa, quindi è un infarto in corso. Poi se vediamo il successivo, vediamo l'ultimo. Eccoci qui. Se viene fuori si vede la coronaria aperta. Eccoci Eccola qua. E questo è il risultato finale. Quindi. Guarda come si è dilatata. Sì. Sembrano... Questi sono i miracoli che fa il dottor perché ci sono mezzi, strumenti, è tutto organizzato bene, se no altrimenti le cose non organizzate. Le dimensioni delle attrezzature con le quali... lui ha le mani di fatta, come si dice. Vabbè, però stiamo parlando di cose più piccole di un capello, voglio dire, parliamo di cose delle volte, no? Ma le coronarie in media hanno un diametro di 3 mm. Ecco, insomma, avete capito. Unità di misura. Quando facciamo fatica ad infilare il filo in un ago, no? Pensiamo al dottore. Pensiamo a lui che vi apre le coronarie. Allora, quindi signore o signori che siete a casa, se vi dedicate al ricamo questo fine settimana, pensate al dottore che ha a che fare con cose ancora più piccine. Allora, prima di tutto ringrazio tutti i nostri telespettatori, speriamo di avervi dato una risposta. La prossima volta l'ultimo signore chiami un po' prima che riusciamo ad ascoltare anche la sua storia. Tutti coloro che ci hanno chiamato, chi ci guarda, chi ci guarderà in replica, speriamo di aver fatto informazione. Ringrazio davvero molto Edgardo Contatto, direttore sanitario dell'US 5 Polesana, per essere stato con noi. Grazie a tutti voi. Che ci porta sempre dottori specialisti pazzeschi. È la nostra squadra? Posso chiamarla il ricamatore del cuore? E ringrazio davvero molto Paolo Cardaioli, direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale interventistica cardiovascolare dell'US 5 Polesana, per essere stata con noi. Grazie anche ai colleghi della regia che ci hanno mandato anche tutte le immagini. Noi torniamo domani con ore 13. Arrivederci.